Euroregione.news. Mosaici d'Europa, le anime di Gorizia. 15 fra incontri ed eventi dal 7 al 19 dicembre prossimi porteranno a Gorizia ospiti famosi e nuovi spettacoli. Evento organizzato dal Teatri Stabil Furlan del presidente Lorenzo Zanon. Teatro Stabil Furlan ha voluto organizzare un prologo i prossimi giorni che consiste in una serie di iniziative che prendono spunto da un lavoro teatrale sulla figura di Carlo Michelstetter, lavoro che verrà proposto in 4 occasioni nei prossimi giorni a Gorizia e dintorni, su questa figura importantissima della cultura goriziana. Ma accanto a questo lavoro ci saranno una serie di incontri, di convegni e di iniziative culturali che da un lato prendono lo spunto da questa figura interessantissima, ma dall'altro soprattutto intendono mettere in risalto e valorizzare il plurilinguismo, la presenza di diverse culture che ha sempre caratterizzato Gorizia e il goriziano nel corso della sua storia e tutt'oggi. Tutto questo si lega molto bene, secondo noi, allo spirito di Gorizia, Nuova Gorizia, capitale europea della cultura, e proprio in questa occasione, all'interno di questo contesto, noi crediamo che si cali molto bene questo tentativo che il Teatro Stabil Furlan sta facendo e farà partendo dai prossimi giorni a inizio di un percorso che dovrebbe portarci poi nell'autunno del prossimo anno a quello che sarà l'evento vero e proprio che ci interessa realizzare, che sarà il primo festival europeo di teatro nelle lingue minoritarie, proprio per cercare di creare una rete di collaborazioni e di incontro tra drammaturghi, attori, registi e uomini di cultura appartenenti a queste diverse realtà, per fare squadra e per cercare di rapportarsi anche rispetto all'Europa, per far sentire la propria voce, perché queste realtà fondamentali per il nostro continente, che sono le minoranze linguistiche, possano avere un futuro e una prospettiva dignitosa. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.